che come lui lo volette chiamare. Y si te va pasando el tiempo, ma Diego nunca pasa más. Y como sé que pasa el tiempo, ma Diego, Diego está en el corazón. Quando il re del calcio venne qui, la gente era felice come me. L'azzurro dipingeva questa grande città e il 10 era stampato dentro noi. Beati noi con un Napoli così, ricordo anche mia madre che impazzì, col semplice folklore vincemmo il tricolore, felici con il Napoli nel cuore. Y si te va pasando el tiempo, ma Diego nunca pasa más. Y como sé que pasa el tiempo, ma Diego, Diego está en el corazón. Ma Diego, Diego está en el corazón. Ma Diego, Diego está en el corazón. Tutti al Maradona, ecco il nostro programma che sta andando fortissimo, voglio dire, e soprattutto la sigla Diego Sempre del nostro Paolo Cuccaro, il direttore artistico, una sigla che la sentiamo, vero Pino? La sentiamo canticchiare un po' ovunque, nei tram, nella funicolare, nella metro, insomma impazza, e quindi alla fine è diventata famosa, vero? Che poi è bella, voglio dire, musica e testo, e Paolo Cuccaro, che è un autore sia del testo che della musica, ha deciso, ha stabilito che il 50% dei diritti d'autore arrivano qui a Campania Felix. Per noi sì, così è vero, possiamo, confermo. No, perché su YouTube ha aumentato di visualizzazioni, no? Grazie sempre a Campania Felix, ecco. A te Franco Bononato. No, ma che dai, però la cosa che a noi interessa, e soprattutto al patron Raffaele Carlino, lì è che qui ci arriveranno i proventi della sigla che sta spopolando. E adesso presento uno alla volta, Paolo Cuccaro, già buonasera a tutti i telespettatori, che è il direttore artistico che ogni settimana, ogni puntata, ogni martedì qui ci porta degli artisti di primissimo livello. Oggi ci va anche bene perché sono due splendide signore, due splendide cantanti. Roberta Minieri. Buonasera, buonasera a tutti. Federica Savarese. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Teniamo qui il nostro giornalista, opinionista a tutto tondo, il Napoli e non solo. L'altro giorno ci ha deliziato con una storia di ciclista che poi diventerà anche un libro. Ecco Giuseppe De Silva. Buonasera, Peppe grazie per a tutti. Senz'altro, buonasera. Teniamo Annabella Amoretti, grazie. Qui stilista, donna di spettacolo. Sempre un onore per me essere qui. Grazie, no, è un piacere averti qui, che ci presenta queste tre splendide ragazze con un sogno nel cassetto. Assolutamente, quello di diventare modelle, fotomodelle. Tra l'altro anticipo già che loro hanno avuto esperienza nel settore, quindi a livello fotografico, a livello di sfilate di moda, concorsi di bellezza, e mi permetto di citare la Freestyle Agency di Petro Belaiuto, e loro sono proprio modelli dell'agenzia. Te quiero mucho in collaborazione ovviamente del brand. Te quiero mucho. Oggi avremo modo e onore di fare sia fitness sia bikini, con tante novità, poi dopo avremo modo di argomentare. Ferma. Sì. Paolo, qua devono arrivare i nostri boxerini. Io ve li faccio arrivare a casa di sorpresa. I costumini da bagno. Certo, e glieli paghiamo pure coi proventi della SIA. Mi raccomando, con
la molla. Poi dopodiché tutti quanti al mare insieme. La molla, perché poi d'estate, sai, un'uscita in più, una pizza, no, prendiamo anche il gelato, la sera, la molla, Io direi a questo punto, ecco, poi facciamo il gran finale che è il nostro opinionista. Ascoltiamo anche l'opinione del nostro giovane tifoso Giuseppe Tolvo, poi ci sarà un altro brano E poi il gran finale. De Silva, il giornalista Peppe De Silva, l'opinionista nostro, qui faremo il gran finale. Giuseppe Tolvo, il nostro super tifoso. Buonasera a tutti i conduttori, a tutti i telespettatori di Campania Felix, buonasera. Napoli quindi che vince col Torino, una partita per 1-0, in effetti questa partita la si può definire la partita degli ammogliati e dei divorziati, insomma, degli scappati di casa un po', in effetti, una partita che non contava per nessuna di tutte e due, una partita che secondo me il risultato migliore poteva essere il pareggio, perché nessuna delle due aveva rubato all'altra. Secondo me il Napoli però comunque invece è riuscito a portare a casa la vittoria con un po' di sofferenza, perché poi alla fine Juric è sempre un grande allenatore. Il Torino comunque dobbiamo ricordare che ha fermato comunque Inter e Milan, anche se con l'Inter gli è stato fatto un torto arbitrale clamoroso, il rigore non dato che ancora secondo me un po' fa risentire nella classifica, qualcuno non lo dice, però c'è anche quello. Per quanto riguarda il Napoli, alla fine è riuscito a portare a casa questo risultato in effetti per un errore poi a centrocampo del Toro, di cui Fabian Ruiz ne ha approfittato, ha tirato di sinistro, il pallone è stato deviato e la palla è entrata. Beriscia se l'è fatta anche passare in effetti sotto le gambe, dopo aver fatto comunque una bella partita anche lui, che aveva parato anche un rigore a Insigne, che l'aveva tirato bene, però è stato bravo in effetti lui. Però in effetti è riuscito poi il Napoli comunque a sbloccarla nei minuti finali, 70° sul per giù. Quello però che sempre la domanda che noi ci poniamo è perché questo Napoli alterna prestazioni brillanti e meno. Non si capisce perché il Napoli in quelle benedette 2 partite in casa si sia praticamente suicidato completamente agli avversari. Si poteva fare molto di più quest'anno. Sì, veramente quest'anno poteva essere l'anno buono per il Napoli, perché onestamente un campionato così rocambolesco, è vero, per esempio l'Inter ha vinto venerdì con l'Empoli, però era comunque sotto il 2-0 clamorosamente alla fine. Il Genoa che ha vinto contro la Juventus e quindi ha ancora qualche piccola speranza per la salvezza e sicuramente verrà con il coltello fra i denti qui a Napoli, e sarà sicuramente un'altra partita che più che altro conterà per loro più che per noi, quindi è un campionato comunque un campionato pazzo, io così l'ho definito, perché ci sono stati dei risultati assurdi, è una stagione clamorosa per quello che abbiamo visto e che stiamo comunque finendo di vedere, che molto probabilmente secondo me lo scudetto alla fine si deciderà all'ultima di questo passo, perché quelle due non mollano assolutamente, quindi chissà cosa succederà, è tutto da scoprire, però un dato è certo: il Napoli si è qualificato definitivamente per la Champions League, ha blindato il terzo posto a causa appunto del suicidio di venerdì della Juventus, altrimenti era ancora in gioco il terzo e il quarto posto. Il Napoli quindi in Champions terzo posto pieno, totalmente alla fine, pienamente centrato. Juric, i precedenti diciamo in effetti di Torino e Napoli. L'anno scorso il Napoli aveva vinto 2-0 con i gol di Bakayoko e Osimhen, quest'anno è bastato solamente un 1-0. Pensate un po', Insigne ha sbagliato un altro rigore, ma uno dei, diciamo, che rientra nella classifica di quest'anno degli errori che Insigne ha fatto dagli 11 metri, rientra proprio nella partita d'andata appunto col Torino, dove proprio diciamo quel pallone sembrava come oggi che non volesse proprio entrare, invece poi ci pensò il gran gol di Osimhen di testa
e invece oggi è bastato comunque il tiro di Fabian che diciamo si leva un po', come si dice, le pietre dalle scarpe, per tutte le critiche comunque ricevute. Secondo me i migliori oggi alla fine sono stati come al solito Mertens e Lozano. Secondo me Lozano è stato fra i migliori in campo, e gli inesistenti come al solito Zielinski che entra. L'unica diciamo invenzione che ha fatto in effetti è stato quel passaggio verso Elmas, da cui stava nascendo anche un clamoroso autogol da parte di Bremer, però comunque sempre molto discontinuo alla fine. E quindi insomma alla fine così è andata questa partita del Napoli. Quindi ora vedremo la prossima, quindi vi auguro buona serata e forza Napoli sempre, al di là di tutto, perché il Napoli viene prima di tutto. Buona serata. Giuseppe Tolvo, il nostro giovane super tifoso, è ancora più amareggiato del mister Sergio Cerulli. Quanta amarezza in queste parole di un ragazzo che poi va anche allo stadio. Lui la vive anche da vicino, in tempo reale, la partita. E purtroppo crescerà con questo tipo di Napoli, o no, Peppe? Bene! Ma questo è giusto, anche perché noi siamo capaci poi di trovare dei nomi che sono più funzionali rispetto E poi ci credono anche loro. Con questo duetto, con questa battuta, con l'opinione di Peppe De Silva, il nostro giornalista opinionista, io saluto Paolo Cuccaro, Grazie, Roberta buonasera. Milieri, Federica Savarese, Peppe De Silva, Grazie a voi. Annabella Amoretti Franco, grazie. e Forza Napoli. E Franco Buononato. Chissà si fosse nata parte, e nato mondo, e nata città, chissà come parlasse, chissà come campasse, senza sto mare, senza st'amore, senza l'artista che sta città, chissà che vita fosse, ma avesse scava fosse, senza d'amore, senza chitarra, senza spaghetti né mandoline, senza Vesuvio, senza bellezze che sta città napolitana, napolitana. Sono nata a Napoli e sono pazzo, noi siamo pazzi che sta città napolitana, napolitana. Sono nata a Napoli e tengo mazze, sono troppo pazze che sta città, spaghetti a vongole e mandoline, sono sempre simbolo sta città napolitana, 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 napolitana. Chissà se non c'è stessa pizza, senza una bella tazza di caffè, chissà se mi trovassi, chissà come facessi, senza sto mare, senza sto sole, senza l'arezze che sta città, chissà che vita fosse, ma avesse scava fosse, senza canzone, senza scugnizze, senza posteggi, senza poesie, come facesse senza bellezze che sta città napolitana, napolitana. Sono nata a Napoli e sono pazzo, noi siamo pazzi che sta città napolitana, napolitana. Sono nata a Napoli e tengo mazze, sono troppo pazze che sta città, spaghetti a vongole e mandoline, sono sempre